Venite in cerca di risposte. Ascoltatemi. È un avvertimento. La conoscenza che cercate non è destinata ai mortali. Respirate a fondo. Il potere dei vapori vi trasporterà. Lasciatevi cadere tra le epoche, attraverso il tempo e lo spazio, e pregate di fare ritorno. Ho cominciato a preoccuparmi non appena la signora ha detto pregate di fare ritorno. Pensavo volesse essere teatrale. Il fuoco di Odino è stato reclamato! Ho visto rappresentazioni di lotte tra gladiatori vicine ad alcune che raffiguravano me. Ne ricordo perfettamente una. In quella avevo dei baffetti. Applausi! Musica per le mie ore. L'impresa è compiuta! Un premio per lo sfidante! Non devi vergognarti. Ho imparato dal migliore. Sembra che la folla non abbia subito gli effetti del veleno. Come me. Curioso. Davvero curioso. Avventato da parte mia, suicida da parte tua. Bella lama, no? Infatti la uso anche per farmi la barba.
scettro di Ra brama l'azione. La sfida è finita! Un'altra attende! Punti bonus! Quello non è un albero normale. Non trae nutrimento da terreno fertile e acqua fresca. Ho il pollice verde, io so quello che dico. Uno sfidante chiama il campione di Danu! Troppo grosso per piacere. Non mi piacciono neanche le asce. Il suo cappello invece è fantastico. Sfidando le mie lame verde! I nervi d'acciaio vincono sempre sulla furia cieca. So di essere sotto l'effetto di strani allucinogeni, ma questo evento sembra troppo reale. E un po' troppo spettacolare. Sembra il mio compleanno. Mi sto stufando di questi muertosurlatori. Resterà senza fiato le mistiere di ammiratori. Sì, tifate per Diego. Perché raccolgo io quest'affare? È uno spreco del mio talento. Accidenti, quanto oro! Di sicuro nessuno noterà se mancherà qualcosina. Il campione di Danu è sconfitto! Le decapitazioni sono sempre apprezzate dalla gente. E la gente ama Diego. Una sfida superata! Un dio compiaciuto! Una trappola infuocata. Mi piace. Aggiunge un elemento di pericolo a tutto il pericolo. Uno sfidante si appella a un dio! Sarà soddisfatto? Lo prendo io, anche se non ho tasche. Uno sfidante chiama i campioni di Ra!
taglio di carne che troverai mai a macellare. I campioni di Ra sono sconfitti! Prima volta che mi trovo circondato. Ma qui non ci sono finestre da cui buttarsi in talle. Se finisco i colpi e mi ammazzano, mi risveglierò in quella caverna. ¡Qué bonos! Muchas gracias, cucarachas. Doppi punti. Diciamocelo, uno come me dovrebbe avere sempre doppi punti. Ottimo, adesso ho prurito dappertutto. Un aroma delicato e complesso. Però ho la lingua tutta intorbidita. Una volta ho ucciso un giudice corrotto con un martello. Obiezione respinta! Odio i gatti, specialmente quelli che non hanno il buon senso di restare fermi. Munizioni finite? Ma mi sarebbe stata molto delusa. Munizioni al massimo. Guardano. Conosco quello sguardo. Sorella, cos'è? Sei tu? Dios mio, il sacerdote è un macellaio, ma io non finirò sul suo banco da lavoro, no, gracias. Diego Necalli non è un pezzo di carne. All'istante. Vuoi la guerra? Ti accontento subito!
Come osi insozzare la mia nuova corazza? Qualcuno serve un po' di luce? Urlate, sarò subito da voi. Quanti ce ne sono di questi gladiatori? Questa fosse una scuola per gladiatori? 10 applausi, lanciate uccisioni scandali. Massima potenza. Qualcosa protegge i demoni dal fuoco. Non si va, bastardos. Ho zero pazienza con quelli che mordono, o graffiano, o si lamentano. Ah, che magnifico funerale! Dato alle fiamme con la spada in pugno e spinto in mare. Dovrei prendere appunti. E dove dovrei tenerli i soldi? Avete visto come sono vestito? Uno sfidante chiama il campione di Odino! Il campione di Odino è sconfitto! Spezzate la loro volontà! Diamo alla folla un motivo per gridare Diego! Diego! Ehi, so come possiamo liberarci di queste tigri. Ci serve una gigantesca ciotola di latte. 9 vite. Non. Se dovessi finire i colpi, potrei prendere il mio lancio. Che riceva il dono No, di oggi è Odino. giornata da proiettili. Munizioni al massimo. Munizioni al massimo, massacro. Un altro macellaio che vuole rovinare la pettinatura perfetta di Diego? Non credo. È come fissare il sole, vero? Avresti dovuto continuare a spaccare legna. All'istante. Sono più forti di quanto sembra. Oh, non fare così, cabrò!
può incassarne altri. Cosa c'è davanti? È il toro? Per fortuna non indosso niente di rosso. Da ragazzo volevo fare il domatore di leoni. Mi rimangio. Zombie, eccomi! Un tocco di modernità. Ditemi, e siate sinceri, chi ha scoraggiato? Tuo ammaestratore è qui in giro? Vorrei parlargli. Ah, un luogo notevole, il santuario segreto del malvagio culto della morte. E guardate le colonne, strani simboli occulti che sembrano presagire la nostra rovina. Il mistero si infittisce. Uno sfidante chiama i campioni di Zeus! Ora sì che ti ho fatto a strisce. I campioni di Zeus sono sconfitti! Sa di menta. Perché non sono tutti così? Qui le cose cercano di uccidermi o chiedono soldi per aiutarmi a non farmi uccidere. Signore e signori, il capitalismo.
E pensavo di essere io la testa calda. La mia amichetta Grisella mi chiamava Tigre. Adesso mi chiama Cane. È una storia bella. Gatto muerto! A chi tocca? La luce del sole è la miglior nemica. Adesso mi serve un antidoto. E a te servirà una nuova testa. Come dice sempre il mio amico Pancio Villa, adesso siete nella cacca. Oh, credo che mi stiano bruciando i capelli. No! Ditemi che non è così. La prova attende. Ecco. Adesso ti penti delle tue azioni? Mettiamo su un bello spettacolo per i miei fan adoranti. Misurate la loro fede! Ho visto un'arma chiamata Pugna. Vola più o meno come la tua ascia. Non che possa salvarti da me. Hai combattuto bene, sì. Ma non sei all'altezza di me. Ho detto che avrei combattuto fino all'ultimo colpo. Ma preferirei averne altri e continuare a combattere. Munizioni al massimo. Bruno, sei stato tu? Sento che sei pronto, mio scettro. Una volta l'amore sul tappeto aveva un odore migliore di queste cose. Preferisco i cani ai gatti, specialmente dopo oggi. Un altro fagiolo salterino. Diego non basta per tutti. Violenza estrema! Io
Io sopravvivrò, ma il mio olfatto non sarà più lo stesso. E così la tua corazza ha un punto debole. Ora avete visto la luce. Sì, tutti vogliono un pezzo di Diego. Il mio cuore è pieno di... Gracias, mi amigos. Gracias. Misurate la loro fede! Diamo un bello spettacolo per il pubblico. Va bene? Ma perché lo sto facendo? Deve esserci un modo migliore di sfruttare il mio tempo e il mio talento. Sì, saltellante e affilato a me. Vieni da Diego e finisci di soffrire. Anch'io vorrei una morte rapida, con una faccia come la tua. Munizioni al massimo. Da Diego. Ci sono modi peggiori di armarsi. Dove posso procurarmi una bella scorta di questi particolari esplosivi? Stiamo andando bene. Stanno inviando altri nemici tosti.
Siamo tornati indietro nel tempo. E forse i vapori ci fanno rivivere le vite di altri. Ha importanza se non riesco a capire la differenza. Sono certo che è solo parte di qualcosa di più grande. Qualcosa mi dice che è importante. Un calderone pieno d'acido. Almeno il mio avversario ha un po' di immaginazione. Ah, sembra di nuovo ora della danza messicana delle asce. Sa che questo è un pollice verso per me. Mi servono altri soldi per avviare questi ingranaggi. Capisco. Quelli blu danno forza agli altri. Vedete i loro occhi? Forza, pendejo! Il pubblico vuole sangue! E chi sono io per te? Una volta ho seguito un uomo per 10 miglia nelle fogne di Città dell'Est. Lì la puzza era più sopportabile. Forza, Diego, concentrati. Signore e signori, carne asada. Preferisco i cani ai gatti. Specialmente dopo oggi. Secondo voi iniziano come piccoli ciupacarnes e poi vengono promossi? La settimana scorsa questo cabron corazzato sarà stato un urlatore. Cosa abbiamo? Un fuoco che illumina la via di Diego. Molto interessante. Proiettili esauriti. Bueno, devo sfoggiare i miei altri talenti. Ci si rivede, distruttore. Sentirete un leggero pizzicore alla pelle, ciupacarnes. Bene, fantasma, ho finito i colpi. Ehi, credevo avessimo un accordo. Dove sono le mie munizioni? Ho sempre sognato di combattere in un'antica arena.
E tutto sta andando come previsto. Un dono del fuoco. Un altro enigma. Qualcuno sta giocando con me. Mi piace giocare. Pare che qualcuno abbia già fatto qualche incisione con questo. Signore e signori, carne assata. Impossibile che quest'arma sia già scarica. Deve esserci un errore. La battaglia prosegue, con qualche ascia volante. Occhio là sotto! Oh, non è per niente sicuro. Qualcuno dovrebbe mettere un cartello. Ancora una volta mi sono distratto e non ho contato i colpi. Ah, sì, lo sapevo che dentro c'era qualcosa. Serve per spillare vino, magari? Ditemi che è così. Misurate la loro fede! Eccomi, forze dell'oscurità! Sorprendetemi! Munizioni al massimo. Durante la rivoluzione si toccava fondere pentole, posate e perfino padelle per ricavare proiettili. E prima bisognava finirlo a fondo. Ho visto un'arma chiamata Boom. Vola più o meno come la tua ascia. Non che possa salvarti. Quegli elementi ci saranno anche della mia taglia. Scherzo. Coprirmi il volto sarebbe un crimine. Munizioni al massimo. Un dono di Serket. Una volta ho affrontato un giaguaro in Messico. Gli aztechi erano sacri, sapete? Hanno già inventato il domino? Perché li sto facendo cadere come... avete capito? Oh! Magari avessi la mia giacca di pelle. Sì, saltellante e affilato a vita. Vieni da dietro e finisci di soffrire.
Lo sieglio fa già lo salto. I tuoi giorni saltellanti sono finiti. Ciupacarnes! Così è troppo facile per me! Un vaso vuoto è inutile perfino per una dea. Dobbiamo riempirlo con qualcosa. Io continuo a sperare nel vino. Ci si rivede, distruttore! Ecco, ora sì che ti ho fatto a strisce! Sto per finire i colpi. Il fantasma mi aiuterà. Abbiamo un legame speciale, credo. Bestia, ecco perché bisogna sempre contarsi. Anche se voi non usate armi. Gracias a Dios. Il creatore di questo scudo non poteva sapere che avrebbe dovuto subire tutti questi colpi. Devono aumentare la produzione alla fabbrica dei mostri, perché qui sto finendo i bersagli. Come osi? Io ho rovesciato un governo e liberato una nazione! E sei un pergraffiato! A qualcuno serve un po' di luce? Urlate e sarò subito da voi! Oi! Padre dei plagi! Vuoi un'altra umiliazione? Ah, sembra di nuovo ora della danza messicana delle asce! Guardate che bel lavoro di fette! Che stile! Che tecnica! Sparate agli affari sulla schiena! Forza! La battaglia prosegue, con qualche ascia volante in meno. Secondo voi iniziano come piccoli ciupacarnes e poi vengono promossi? La settimana scorsa questo cabron corazzato sarà stato un urlatore? Uno spettacolo brutale!
Munizioni finite? Mami sarebbe stata molto delusa. Ancora una volta mi sono distratto e non ho contato i colpi. Un altro macellaio che vuole rovinare la pettinatura perfetta di Diego? Non credo. Come fissare il sole, vero? Giù le zampe, cuco! Battesimo con gli occhi!